Buonasera a tutti, siete collegati con la Magnoli Arena. C'è Trimboli al suo posto, poi Simon, tiro dalla media, sbagliato, Scott prende un mega rimbalzo e poi va a fare un gran canestro. Per il momento fa 2-0 per le Venete. E ora Matera perde un altro pallone e qui da lì non può sbagliare, e infatti non sbaglia. Giocatrice del Lussemburgo, super Rashanda Gray, lo scarico per Magurat che da qui non può proprio sbagliare. La giocatrice svedese passa su un paio di blocca, poi si butta dentro. Ferro prima di uscire, intanto Melder è già pronta sul cubo dei cambi, altro tiro da tre e canestro, la trova in Miccoli, tiro da tre di Miccoli sbagliato, rimbalza una mano da parte di Melder che Mioni, poi l'entrata con canestro di Magurat che va in palleggio, poi giù per Gray che da lì non può sbagliare su di lei, poi pallone per Magurat, grande azione, gran canestro, si va da Giacchetti, passaggio a una mano, Magurat inventa e Giacchetti, poi si arriva nuovamente da Magurat, ancora Magurat, il suo tiro, l'errore, rimbalzo ripreso dalla stessa Magurat, tiro, canestro, pallone va da Trimboli per Miccoli, Miccoli lascia sul posto la sua avversaria in questa partita. Giù per Miccoli, il pallone preso dall'ex veneziana, gran canestro. Così come Silvia Pastrello che finalmente è in panchina, adesso palla recuperata e 2 punti facili. Silenzioso capitano, possiamo dire così, che ha messo a segno altri 2 punti, bomba da 3 questa volta, la vorrebbe tirare, non lo fa, va da Hobbs contro Miccoli, movimento ottimo, Miccoli va da Simon dalla media, il tiro, da lì alla rimessa, cerca una compagna, la trova nuovamente in Ottima. Ora Simon dalla media e il suo tiro, altro canestro, ancora Trimboli contro Dalì, poi alla fine perde il pallone, attenzione al contropiede che è 2 contro 1, vola in contropiede, ora Hobbs per Scott, il tiro, canestro e fallo. Miccoli ha il problema di girarsi, si va da Matera, il tiro c'è, Scott vuole giocarsi l'1 contro 1 con Gray, poi si va da Svjanovic che tira da 3, poi si va da Svjanovic, ancora Svjanovic, gioco con Scott che va in penetrazione. Per San Martino, bellissimo questo canestro di Scott, risponde immediatamente Gray. Corre la polacca, ancora Magurat, Scott non la tiene, Magurat sola e da lì tenuta da Simon, ottima la difesa della giocatrice lussemburghese, poi si va da Gray, va Gray in contropiede, Magurat va ancora in palleggio, Trimboli per Simon, tiro da 3, Sabel, ancora Sabel in penetrazione, grande lo scarico per Scott che per ogni partita che le campobassane giocano in questo impianto, qui Scott, la più piccola di tutte per altezza, ovvero da lì serve Sabel, va da Miccoli per Matera se la può giocare e infatti c'è stato un misunderstanding qui, Sabel, vediamo se la gioca 1 contro 1, no, cerca l'alto basso con Matera che è tutta sola, si dialoga perimetralmente, ora giù nuovamente per Matera che sfrutta ancora una volta, Matera in penetrazione, si va da Miccoli ribalta per Simon, tiro da 3, la ragazza di Citanova Marche va da Sara Matera, appoggio di Matera a canestro, Ha sfruttato il vantaggio di centimetri rispetto alle avversarie, altri 2 punti per lei. attenzione a questo tiro da 3, grande canestro, ancora Svjanovic che va in palleggio, si getta dentro e realizza un gran canestro, Svjanovic non tira, Guarise neanche, ancora Svjanovic che a questo punto si prende il tiro da 3 e lo mette, Giacchetti perde la maniglia, ancora Giacchetti per Simon, il tiro! Vanifica il buon lavoro delle sue compagne sbagliando un canestro facile, ancora Simon per Matera, arrivederci, ancora Dalin, palleggio, ferma il palleggio, nuovamente Svjanovic e allora è Magurat ad andare in penetrazione, lo scarico per Trimboli, il tiro aperto da parte di Simon, coadiuvata da Miccoli, ancora Trimboli, c'è l'aiuto, seconda palla persa di Trimboli e qui Scott non può sbagliare, infatti è così, una ragazza che è un computer di bordo davvero per Campobasso, ora cade Scott e quindi Gray, subito per Svjanovic, ancora una entrata, Magurat per Gray per Trimboli, il tiro da 3 del capitano, Scott contro Gray, si ripete il duello, ancora Scott che ha qualche problema nell'addomesticare il pallone, poi va da Magurat, va da Simon, poi da Trimboli, il tiro del capitano e allora si corre con Dalì, poi Svjanovic con la sua solita entrata e ancora una volta termina con il pallone in mano, vittoria per Campobasso 73-65.